Chiediamo conferma al comandante. Ci sono aziende svizzere che vengono qui? A mia memoria, che è piuttosto a breve portata, direi di no. Conosco alcune ditte svizzere che fanno sistemi d'arma. Qualora ci fosse una richiesta e fosse fatta tramite lo Skyguard, quello non è Contraves, non è... Lo Skyguard sì, è la versione Contraves, sì, mi pare di sì, mi pare sia un Contraves. Sì. Quindi quelli siamo noi? Non lo so, quelli siete voi, sì. Eppure fu proprio il missile Contraves che dà il benvenuto ai visitatori di fronte alla palazzina comando ad inaugurare nel 1956 le rampe di lancio del poligono. Possono essere le cause diverse, cioè se, dico una fesseria, il linfoma caput, no? Di un tipo che non lo so, che ne conosco, no? L'Organizzazione Mondiale della Sanità dice origine sconosciuta. Che io posso fare? Cioè... L'attività del poligono di Quirra andrebbe studiata con maggiore attenzione, a incominciare dall'uranio impoverito, secondo me senz'altro usato nel poligono, non adesso. Io le posso dire che qui dentro non sono mai stati sperimentati, noi non li abbiamo, le forze armate italiane non hanno proiettili, che peraltro non sono nemmeno bombe, ma sono l'uranio impoverito si può inserire all'interno di proiettili perforanti al di sopra di un certo calibro che noi non usiamo, non impieghiamo, non l'abbiamo mai impiegati, quindi non c'è. Eppure, un documento di cui siamo entrati in possesso solleva interrogativi inquietanti. Artificieri italiani nel 2001 chiedono come comportarsi per conservare una partita di munizioni all'uranio impoverito rientrate dalla Somalia. Armi americane, forse? Anche noi abbiamo le nostre famiglie qui, quindi insomma saremmo dei folli a tenere le famiglie esposte a particolari tipi di pericoli che non siano quelli tradizionali. Cioè, io personalmente mi sento molto più, un ambiente decisamente più pulito di quello dove io sono nato, che sono nato a Roma, quindi vivo dentro una città in mezzo al traffico. Sicuramente molto per correttezza dell'informazione va ricordato che il generale Molteni vive con la sua famiglia a Roma. E che non me la vengano a raccontare, che non è colpa di questi esperimenti che fanno loro. Questo sì, è la stessa cosa. Io sono in prima persona responsabile di quello che succede all'interno dal punto di vista della sicurezza, quindi quando si fanno delle sperimentazioni ovviamente ci sono delle dichiarazioni, dei documenti da fornire, l'armamento viene controllato, viene verificato che tipo di sperimentazione viene fatta. Siamo comunque onesti, io sono comunque onesto con me stesso, quindi non ho nulla da nascondere, quindi non ho ragione di nascondere niente che è sempre a mia conoscenza, chiaramente. Io mi chiamo Marco Diana e sono un maresciallo dell'esercito italiano riformato perché ho avuto il cancro per motivi del servizio che facevo. Il mio cancro si chiama carcinoide nell'endocrino dell'iglio metastatico multiplo a livello anche epatico. Un cancro non curabile, purtroppo, non più. Questo è stato diagnosticato nel 1998, dopo che durante il servizio ho avuto un blocco totale di tutte le mie funzioni. Io riuscivo soltanto a sentire, ma non riuscivo né a vedere, né a parlare, né a muovere nemmeno un arto del mio corpo. Marco Diana ha partecipato a numerose missioni NATO all'estero. Come capo istruttore missilista ha lavorato in tutti i poligoni sardi. Erano molti i miei compiti. Uno era quello di occuparmi del settore missilistico, reggimentale, non solo, manutenzione, addestramento, impiego, uso. L'altro compito era quello di gestire l'armeria convenzionale contro carri. Facevo anche tutti i servizi armati, polveriere, campi, addestramenti. Gli addestramenti poi alla fine si vengono fatti sempre in poligono, perché non si possono usare le armi da guerra in una caserma. Una caserma puoi simulare, ma non puoi sparare realmente coi proiettili da guerra. Nei poligoni invece puoi usare i proiettili da guerra convenzionali e non a tutti gli effetti come abbiamo sempre fatto. Diciamo che il 5% di quelle attività che vengono fatte con armamento reale, che abbiamo visto
nel briefing iniziale si parlava del 95% è inerte, quindi il 5% è semplicemente per dare realismo all'esercitazione nel caso in cui accada, ed è comunque una limitatissima parte, e comunque si tratta di esplosivo convenzionale, quindi non si sperimentano cose nuove per vedere l'efficacia, è comunque sempre un ambiente controllato. Quanti ragazzi sono morti, feriti? Quante esplosioni sono state durante la sperimentazione dei missili che io ho partecipato? Io, sicché sono stato in servizio, ho sempre usato gli armamenti dell'esercito italiano, e quelli che abbiamo usato erano armamenti da guerra. Gli ho detto che era nato per sperimentare missili, missili, razzi, missili. L'Italia ha fatto il suo programma, ha iniziato nel 1956 a fare certi programmi, no? Come sa, come è nato il poligono. Sono stati provati tantissimo, ma non sono state mai provate le teste di guerra, quindi di tipo convenzionale. È stato sempre usato, abbiamo sempre impiegato armamento convenzionale, abbiamo mai usato armamento non convenzionale. Certo che usiamo armi non convenzionali e armi convenzionali. Chiunque dicesse il contrario sta dicendo soltanto bugie. Come possiamo noi difendere la nostra nazione se non impariamo e non usiamo praticamente armi effettive da guerra, convenzionali e non convenzionali, per poter addestrare il personale a combattere, a fare la guerra, a uccidere in nome del popolo italiano, per difendere il popolo italiano ed eliminare un altro popolo che ci sta offendendo? Se non usiamo le armi convenzionali e non convenzionali, come sappiamo quali effetti possono avere e come riusciamo noi ad addestrarci nel sapere che cosa succede quando esplode o scoppia, o gli effetti, la radioattività, o le esalazioni, o gli odori, le polveri, le fiammate e tutte le cause che ci sono durante l'impiego di armi convenzionali e non convenzionali? Lei sa che esiste una legge in Italia che si chiama 626, che è stata fatta anni fa, dove ha fatto scopi preventivi e di prevenzione appunto della salute. Quello che ha sotto la sua responsabilità alla base è un professore dell'Università di Cagliari che fa costantemente le analisi per seguire il personale. Il personale, a parte le normali patologie che ha, non ha niente, quindi io non ho idea per quale ragione e che tipo di patologie ci siano. Antonio Vargiu, fratello di Patrizia, è morto a 25 anni dopo aver prestato il servizio militare nel poligono di Quirra. Il linfoma che lo ha stroncato era del tipo non-Hodgkin, una forma tumorale rarissima tra i giovani. Riuscivano a guarirlo, però dopo un mese riveniva di nuovo nel nulla. Non capivano questo, dicevano sempre un caso proprio strano. Nel 98 agosto è crollato, ha avuto questa febbre altissima, ricoverato. Gli hanno subito fatto un intervento qui, gli hanno tolto una ghiandola che abbiamo, lì è stato scoperto che aveva linfoma non-Hodgkin tra il polmone e il cuore. Le malformazioni bisogna vedere che tipo sono, anche qui bisogna sapere che tipo sono, cioè non lo so, non lo conosco, non ho idea, potrebbero essere di varie origini, potrebbe dipendere da tante cose. Per esempio la genetica, io non ho idea se ci sono, potrebbero esserci, cioè, non lo so, non è il mio campo, quindi non ho idea, non so perché. Non lo so, non ho idea, non ho idea, non c'ero nell'88, non ho idea se ci fosse stato qualcosa di particolare. Non lo so, non ho minimamente idea. Io agli atti che ho, non ho fatto la ricerca io, l'ho fatto il mio predecessore come se l'avessi fatta io e non è risultato nulla, quindi meno che non abbiano fatto cose che noi non sapevamo, ma insomma. Questo è possibile? Ma secondo me no, perché no. Ho perso una sorellina io. Una sorellina? Sì. Nel senso che era una ragazzina? Ed è morto per uno di questi tumori del sistema immunolinfatico? Quanti anni fa? Facendo un po' di conti, era del 66, aveva verso gli anni 80, sì. Verso gli anni 80. Sì. Io quello che voglio capire è cosa c'è qui. Può anche darsi che la base sia pulita, la base in sé, però se c'è un agente, se c'è un qualcosa nel territorio, dobbiamo saperlo, ci stiamo vivendo. Qualcuno ha esaminato mai le pecore che girano per le pecore? Un veterinario va là, le apre.
Noi abbiamo trovato, per esempio, in un agnello malformato di una zona vicino al poligono di Tiro, bene, abbiamo trovato un agnello malformato che non è un aborto, non è stato mai esposto all'inquinamento ambientale, però all'interno del suo corpo, gonadi, milza, rene, cervello, aveva delle polveri di una composizione molto particolare, metalli pesanti. Le stesse polveri le trovate in un soldato che ha frequentato quel poligono di Tiro. Le stesse cose lo trovate in un soldato canadese che è stato 3 giorni sotto i bombardamenti in Iraq nel 91. C'è correlazione fra queste 3 cose? No, cominciassero a fare studi genetici, e forse è il caso che si dia un aspetto. Che non lo vogliono dire, studi genetici, che significa che sono tutti parenti. Sì, è vero, sono studi in quel senso, andiamo a vedere un attimo, se lo ricordi il coniglio che c'ha l'occhio marrone? Lei pensa una cosa. Qua si chiamano tutti cartellai, sono tutti parenti, ma sono tutti parenti, si sposano con cugini, fratelli, è una cosa, però non si può dire perché sennò si offendono i sardi.